Italia, lo sapevo, ritorniamo più carichi che mai e partendo naturalmente con il ripescaggio, perché io volevo subito far vedere le immagini ai nostri telespettatori perché è partito ufficialmente il ripescaggio nella pagina Facebook di Telefriuli per cercare le 3 pro loco che possono ritornare in gara, quindi avete un mese di tempo fino al 27 gennaio per votare le pro loco che sono uscite nel primo turno e che quindi possono tornare in gara ai quarti di finale. Vedete scorrere le immagini delle pro loco in gara, ma avete già iniziato a votare con i vostri like sotto le foto delle vostre pro loco preferite, quindi continuate perché sono 3 le pro loco che ritorneranno in gara a partire da febbraio. E invece l'applauso ci sta, bravi. E invece questa sera saluto subito di rosso vestita la nostra Serena Fogolini. E sì, schiampazzi d'Epifania, posso tornare vestimi schiazzose, come no? Non mi brusina ormai, mi si salvade. Comprende la società filologica friulana, ha passato bene le feste, sei più relax adesso? No, ma è ora di tornare a casa un po'. Come sono oggi le parole in friulano, i proverbi? Ma disin che stanca sono state le fieste, che vi impolsato un tic, e si invia il plan, che dopo vi dice che succede. E vedremo come risponderanno le pro loco che sono qui in studio. Andiamo subito a presentare la pro loco di Manzano, capitanata da Davis. Buonasera a tutti. Anche voi passate le feste, vi siete organizzati, diverse iniziative, poi magari ne parleremo, ma siete in versione relax o siete appesantiti, troppe feste, troppo cibo? E abbiamo ancora i pranzi sullo stomaco, ma insomma, vediamo come andrà, dai. E allora, per smaltire, dovreste fare una bella camminata a piedi fino ai nostri amici della Val d'Incaroio. Moira è la capitana. Bentornati. Grazie. Insomma, loro fate il gemellaggio, cioè loro vengono da voi e voi andate a Manzano per recuperare un po', no, per smaltire più che altro, no, per recuperare, per smaltire. Com'è andata? Abbastanza, si vede, siamo... È andata bene, sì, allora. Sì. Saluto anche Dina che è sempre sorridente, sempre contenta, ha tenuto il marito in gran forma perché lui andava a camminare, giusto? Certo, dopo aver fatto la buffata io guardo il divano e lui guarda i Trois e Alva. Ah, bene, bene. Questo è il segreto per rimanere in forma, giusto? Chiediamolo al marito perché... No, è vero. È vero, però col microfono lo deve dire. Una volta, adesso recupero io. Quando dicevo alla moglie vado, mi diceva no, fermati qui. Adesso mi dice vai. È tipico di diverse famiglie, no? Giusto? Ne mandano tutti i mariti a camminare. Va bene, invece voi siete pronti naturalmente con le vostre pulsantiere per il primo quiz della serata. Quindi andiamo subito a vedere il primo argomento e partiamo subito a giocare con i nostri quiz. Vediamo. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Vogliamo sapere quale comune ha come stemma una collina su cui sventola la bandiera italiana. È Collorede di Montalbano, Calauzetto, Osoppo o Dolegna del Coglio? Ed è proprio Osoppo. Bravi. Brava Moira, ma hai avuto un suggerimento? Sì, assolutamente. Perché l'ho sentito io. Sì. Poi quindi andando a passeggiare, è andato fino a Osoppo lui e sapeva come siamo vicini più o meno a Osoppo noi, sì. Voleva dire qualcosa Serena su questo stemma? Sì, dicono che questo stemma qui è un avvenimento, un lavoro interessante che è succeduto via il risorgimento italiano, perché così nel 1940 gli imperiali ormai stanno chiappando possesso dai territori italiani e Osoppo appunto le assediate sono uns 500 di loro, che sono in verità contadini che avanzano sul Fuart, che è quella savognana,
italiani e arrivano a Tignibot per 7 mesi, perché dal marzo fino a ottobre del 1940 arriveranno a difendere il territorio. Dopo Clare sarà la sconfitta e dunque Osof passerà agli imperiali, però è stata una biele impresa che di fatti viene ricordata non come in testeme, ma anche via per la seconda guerra mondiale, se si riguardano i partigians, la brigata più conosciuta, no? È proprio che Osovane dall'Osopo in memoria di questo avvenimento storico. Brava Serena per questi cenni storici. A Manzano non ve lo ricordavate? C'è stato un silenzio radio qua, nessuno Silenzio. ha parlato. Però se sentivate il marito di Dina, il suggerimento era corretto. Sì. Sì. Bravo. Ah, tu di 2 3. uomini, vedi, 2 uomini. Anche la ragazza. Ecco, quindi bravi, complimenti. Bravi, però non suggerite troppo perché sennò sentono Sì, anche no, loro. infatti ho detto. Va bene, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Enogastronomia. 15 secondi da 2-5 punti. 10 anni fa, nel 2013, quale piatto tipico friulano divenne famoso negli Stati Uniti grazie a un programma TV? Polenta, brovada e naturalmente il fricco. Sull'enogastronomia non sbagliate, c'è lui che si occupa del fricco generalmente. Il nostro cuoco di fiducia, lui sa. No, perché ho visto che voleva dire, ti Sì, stava è dicendo partito. fricco e quindi Sì. immagino che lui sia l'esperto. Bravi. E allora andiamo subito a vedere il prossimo quiz, il cubo virtuale, perché poi andiamo a vedere anche il punteggio tra un po'. Cultura, più punti e più tempo in palio. Parliamo della bandiera del Friuli. Dove guarda l'aquila? A sinistra, a destra, in basso o in alto? Non è a destra, no cari, ma è a sinistra. Vabbè, siete partiti un po' così, ma adesso ci riproviamo, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, vediamo se il prossimo argomento è più azzeccato per Manzano o Val d'Incaroio, vediamo. Chi sarà più sportivo? Parliamo di rugby. 200 anni fa, nel 1823, nasceva il gioco del rugby. Quante sono le società regionali affiliate alla federazione? Tra queste che vedete, 46, 102, 21, 17. Ma che bravi! Ma chi è che vi dà consigli? Sono gli uomini o... No, questa è la La Perché Mavi. è sportiva, sei sportiva, più o meno, comunque insomma brava perché insomma questa è una questione di memoria, di numeri, qui era proprio così, invece voi a Manzano, rugby, proprio no, zero, solo fricco da voi, solo fricco. Va bene, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, poi andremo a vedere il punteggio delle Proloco, vediamo l'argomento. Secondi da 2 a 5 punti. Qual è la superficie del Friuli Venezia Giulia? Di circa 13.200 metri quadri, circa 7.900, no, non è 21.400, ma è la B, 7.900. Quindi voi avete detto C e non era corretto nemmeno per voi. Qua sulle distanze non ci siamo, sullo sport nemmeno, a Manzano cosa succede? Mangiate e basta voi. Il pranzo di Natale ancora, ti È avevo ancora detto io. appena, però il fricco lo mangeresti ancora? Sì. Quello non faresti a meno. Vediamo com'è il punteggio allora, visto appunto dopo questi primi quiz. Allora, Val d'Incaroio è in vantaggio, 8 punti, Manzano 4 e allora lanciamo subito il proverbio, Serena, che così il nostro Davis si confronta poi con la squadra e ci darà la risposta. Allora, vediamo in grafica il primo proverbio in friulano della serata. Il mont ha le fatte scarpette, cui che lo chiave e cui lo mette. Allora Davis, adesso tu
ti fai aiutare anche dai tuoi compagni, dalla traduzione, però noi vogliamo capire che cosa si intende dire, no? Con questo proverbio. Quindi confrontati con i tuoi compagni, hai il tempo della pubblicità, se poi tu darai la risposta sbagliata o che Serena non ritiene corretta, daremo la possibilità, vedi che sono già che ci pensano, daremo eventualmente a Moira la possibilità di rispondere. Andiamo in pubblicità così si consultano, ci vediamo tra poco. Bentornati allo Sapevo con l'Eperloco di Manzano della Val d'Incaroio qui in studio. Ci siamo lasciati con un proverbio. Davis, sei riuscito a consultarti? Sì. Però ti diamo la possibilità di rivederlo in grafica e quindi di rileggerlo con Serena, così se tu non dovessi dare la risposta corretta c'è già Moira pronta. Allora, tornina Leilu, il mont alle fatte scarpette, qui che lo chiave e qui lo mette. Scarpette. Diciamo che noi abbiamo pensato un po' al paragone della montagna come, diciamo, quello che ti capita durante la vita, a volte è in salita, a volte è in discesa, quindi hai dei momenti un po' più di difficoltà, momenti, diciamo, dove sei più facilitato nel fare qualcosa, quindi diamo questa risposta qua. Io disaresco, vi date una buona risposta, noccate che vi dite che ieri no, un tic pesantuzzo, anche ragionamenti, ma ragionamenti invece tallavano vorrei bene, difatti no, lei anche partagliano, no? Il mondo è una scala, no? C'è chi sale, c'è chi scende, anche se sai che di Paular hanno un'altra maniera di dire, no? Di metti a chiavare scarpette, di trai scarpetta vuol dire morire alla fine. E invece o chi si fermina di ve robis bielis e robis brutis. 5 punti conquistati da Manzano, bravi. Bravi perché insomma, hanno dato subito una corretta interpretazione che ti soddisfa. Sì, mi piace, come prima puntata dell'anno sei soddisfatta? Disaresco, vinta cat bene. Perché ultimamente quei proverbi non ci siamo tanto. No, bene. Il 2023 la dita cat bene. Dopo tutto il tempo di là male, ma intanto attacchi bene. Bene, allora andiamo pronti con le pulsantiere perché ritorniamo con i nostri quiz. Vediamo il prossimo cubo virtuale. Parliamo di Giro d'Italia, l'edizione 2023 farà tappa su quale cima friulana? Piancavallo, Castelmonte, Zoncolan, Lussari. Però l'ha detto prima Manzano. Pensavo che voi foste più pronti su questa risposta. No, io negatissima. Zero. Però avevi qualcuno dietro che ti dava dei suggerimenti. Non la sentivi? Però loro sono stati più veloci. Sì, sono stati più veloci. È andata così. Va bene, dai, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi pronti con le pulsantiere, andiamo subito a vedere l'argomento. Cultura. 30 secondi da 10 punti. Secondo la tradizione popolare, quale di questi animali ha un morso mortale per l'uomo? Ed è proprio la salamandra. Velocissimi, eh? Sì, l'avevo vista. Perché l'hai vista? Sì, l'hai vista in so foto? Perché No, effettivamente... l'ho vista dal vero. Ah, l'hai vista dal vero? Sì, non l'ho toccata naturalmente. Dove No, l'hai è vista? bella. Dalle vostre zone? Sì, l'ho vista una volta sola, sì, l'ho vista, mi è capitata di vederla, molto bella, sì. Biela, Bella, però... non si tocchia. Non Sono si to- A Manzano le vedete? Sì, ci sono. Ah, guarda quanti punti sono. una volta sola Sì, la sì. Ioduda, sì, mi capita di vederla, sì. Sì. Bene, quindi insomma, però loro sono stati più veloci. Sì, stavo ancora leggendo. Tu stai ancora leggendo Dico la e verità. assaporando il fritto, no? Nella Sì. tua mente. Va bene, allora andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Anzi no, sì, andiamo avanti Serena. Sto perdendo la bussola, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. E parliamo ancora di enogastronomia e di prosciutto San Daniele. Qual è il paese dove si esporta di più? Australia, Francia, Stati Uniti, Repubblica Ceca? No. Sì, chiaro. Non è l'Australia, ma è, cari, la Francia. I francesi con le baguette, evidentemente.
Solo frico da voi, eh? C'è una fettina di prosciutto, no? No. E invece voi cosa Moira, a te cosa piace mangiare? Tutto. Cioè non c'è qualcosa di caratteristico della vostra zona? Che Il magari... frico, sicuramente. Anche voi. Il frico mette d'accordo tutti. Sto timbraide. Però il frico mette d'accordo tutti, effettivamente. È un piatto che piace a tutti, giusto. Andiamo avanti invece, vediamo il prossimo cubo virtuale, che qua se no pensano solo a mangiare. Vediamo il cultura, 30 secondi e 10 punti in palio. Parliamo di 300 anni fa, 1723, fu decapitato il più famoso brigante friulano, il nobile Lucio Antonio della Torre. Quanti anni aveva? 44, 61, 53 o 28? Tutti davano 44 anni e invece 28, quindi avete sbagliato entrambi. Però ha da dirci qualcosa Serena su questo argomento. Allora, io uso il nome che di bon che l'hanno fatto fur quando aveva 28 anni, perché aveva fatto per da buon P di Pitacca, era nascuta al 1695, aveva l'alte di Feagne, probabile che sia nascuto proprio in Talchistiel, di famiglia nobile, arresta guarfin di giovin, e fin di piccolo proprio da dimostrazione di chi sul carattere per da buon salvati e tremendo, perché aveva fatto pardabondi di orrendis, usis dome che la Mari par ciridi tirarlo un po' in cadi, duce che ha combinato un matrimonio con questa Eleonora da Madrisio, lui aveva 17 anni, si è sedis, ma lui chiaramente non interessava a noi e la tradiva con altri femmini, hanno avuto 3 fruits e in tune baruffe che hanno avuto, per via che lui anche la paccava e questa benedetta femmina si era confessata con un plevan, lui tira anche al e proprio di canisciulè il frutto piccinino in tal braccio, lui al becche il frutto, il sofì, lo coppe, ma non si interessa, è rabbioso, continua a dire di ogni alla femmina, poi dopo si va in denante finché questa è stata proprio ciò che l'ha fatto condannare, perché aveva già all'era bandita, aveva già 2 condanni di bande dalla Repubblica di Vignesi che però non interveniva perché l'era di famiglia nobile, dunque non stava ben di Copalu, ma c'è che l'ha fatto finidut, all'estate che lui ha tramato l'assassinamento della sua femmina, perché aveva di maridarsi con che era la cugina della femmina che aspettava un frutto di bande so e dunque aveva di maridarsi in una maniera come che conveniva ai nobi e allora l'ha fatta fuori Eleonora e dopo Clara, via dell'ore, hanno fatto fuori anche lui. Brava Serena, che ci racconta anche questi episodi. Nessuno sapeva questa storia? No. Quindi dovete venire qui a Telefriuli, lo sapevo per infatti, conoscere. sì. Si impara sempre queste no? curiosità anche, no? Bene, andiamo avanti invece al prossimo cubo virtuale, vediamo poi com'è la situazione del nostro proloco. Vediamo il cubo. Territorio. 100 anni fa, nel gennaio 1923, per italianizzare i nuovi territori, quale storica istituzione venne soppressa? La provincia di Gorizia, il Porto Franco di Trieste, l'Unione Slovena, la Comunità Istriana? Non è la Comunità Istriana, quindi o la A o la B o la C. Non è l'Unione Slovena, ma è la provincia di Gorizia. E allora siamo curiosi di vedere com'è la situazione delle nostre proloco, vediamo il punteggio, chiedo alla regia, 18 punti va di Carorio e Manzano 13, ma è arrivato un momento temutissimo, caro Davis. Io lo so che è il momento in cui il fricco lo senti più pesante, Sì. perché proprio lo mangi però dopo un po' non deve, sì. Perché adesso mandiamo la sigla della rubrica Tra due lingue e tu sceglierai la busta, vediamo. Il temutissimo gioco, le 10 parole in friulano e il nostro Davis con l'assistente, no? Perché lui che ti dice quale... 1 o 2? A chi chiedi? A lui o a lui? A chi Io chiedi? chiedo. 2. 2. Tu preferiresti dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Ricordiamo che sono 10 parole che tu poi in un minuto devi riuscire. Forse dall'italiano al friulano. Perché forse?
Dipende dalle parole. Beh, certo. Sono difficili. Intanto hai scelto dall'italiano al friulano. Dall'italiano al friulano, quindi sono io a dirla in italiano e tu in friulano. Va bene. Ok? E sono tutte parole con la V. Sono tutte azioni. Tutte azioni. All'infinito con la V. Con la V. Ok. La V di Venezia. Ok, allora vediamo se siamo pronti. Sì, siamo pronti, quindi vediamo la prima parola. Venire. Vigni. Valere. Valè. Vedere. Viodi. Vantarsi. Vantarsi. No, venire. Vigni. Valere. Valè. Vedere. Viodi. Vantarsi. Era quasi giusto prima, Ventarsi. No, venire. Vigni. Valere. Valè. Vedere. Viodi. Vantarsi. Forse lo hai sentito, di qualche d'uno. Lei dice di averlo sentito da qualcuno. Vantarsi avevamo detto prima, ma... No, vi infatti, siete mi vicini, ricordavo. non è così. Venire. Vigni. Valere. Valè. Vedere. Viodi. Vantarsi. Tempo Vantà. scaduto. Cosa ha detto? Vantà. No. Allora, lo sai che sono malefiche, ma un vanto è un svant. Vantarsi è svantarsi. Non sai che sono mai triste, però è la essere denante. Allora, le altre parole, vediamole assieme. Vuotare, radisueda, velocizzare, svelti, valersi, avvalessi, votarsi, avodassi, vacillare, pendula, occlopà, sì. E vendicarsi, svindicarsi. Quindi voi siete rimasti a 3 parole, 3 punti conquistati per la Proloco di Manzano. Dai, che non è male, ma insomma vi rifarete nel prossimo giro di parole. Sì, speriamo, dai. Ma sì, ma sì, ma sì. Eravate vicinissimi, non sapevano di aggiungere la S, no? Vabbè. Non l'avremmo saputo nemmeno noi. Allora, tu hai la 1, Sì. quindi confermo che dal friulano all'italiano, ma solo dopo la pubblicità partiremo. va bene. Partiamo dopo la pubblicità. Eccoci qua, bentornati a Lo Sapevo, in sfida alla Proloco di Manzano, che ha appena terminato il gioco in friulano. È andata un po' così così, 3 le parole che sono riusciti a darci in friulano. Vediamo adesso, Moira della Val di Incaroglio, come andrà, perché sarò io, qua Serena, sarà da ridere, a leggere in friulano e tu in italiano, Moira. Sì, meglio? va bene. Meglio così? Proviamo. Ma no, uguale. Uguale? Vediamo. Tu parli Ci son un po' il diffi- friulano? Solo friulano. Chiarniel, sì. Chiarniele, ne ha 3 robe, no? Ne ha 3 robe, si detto, Serena, non so. Ma no, è una varietà, dai. Sì. Ne varietà. No, ne no, varietà. una volta bain sempre Chiarniel in chiesa, no. Vabbè, comunque insomma ci si avvicina, quindi vediamo. Ma sì. Allora, partiamo con la prima parola, che è vai, Piangere. vuari, Guarire. visassi, Ricordarsi. vosà, Urlare. vuiscia, Whiskia, wuschia, Bacchettare. sì, voluccia, Avvolgere. vualma, vualma, vualma. Provateci e poi se non dicono niente io devo stare ferma e aspettare, No. altrimenti si riparte dalla prima parola. dai un Walmade Alc. È finito il tempo. Era guardare o adocchiare. Ah, no. Poi c'era vagolà, vagare, vuoliva, uniformare Neanche e questo. vuiccia,
Giusto? Wicca. Cigolare, gridare. quello sì. Vabbè, comunque bravi, 6 su 10. 6 su 10? Già là, guardate. Sapevate voi queste parole? Qualcuna sì, qualcuna ci siamo incartati anche noi. Quindi diciamo che erano abbastanza equilibrate come... Sì, sì. Abbiamo avuto solo l'intoppo dopo. Sì, è meglio averlo dopo perché con questi più punti, loro Sì, invece sono infatti, è intoppati quello. subito, no? Sì. Vabbè, comunque, pronti con le vostre pulsantiere perché siamo ancora a pochi quiz, poi ci sarà un altro proverbio e di nuovo il gioco in friulano, quindi partiamo con il prossimo quiz, andiamo subito a vedere e poi vedremo com'è la situazione del prolotto anche. Territorio. Villanova, Torre, Rorei Grande, Valle Noncello sono frazioni di quale comune? Pordenone, San Daniele del Friuli, Tarvisio, Gemona. Ed è proprio Pordenone. Chi si è ricordato qua di queste frazioni? Tu? No, è stato lui. In realtà però io ho fatto 2 anni a Pordenone E non all'università potevi. e quindi effettivamente... Lui va a mangiare il fricco a Pordenone? Anche? No, ma l'ho mangiato solo da queste parti, perché forse da queste parti diciamo, si trova più facilmente, anche là, ma qua è più buono. Invece andiamo avanti con i nostri quiz, vediamo Moira, su questo non eri... No. Proprio non ti ricordavi le frazioni? No. Anche perché magari a sei Pordenone non vai, non è una zona che frequenti. Allora andiamo avanti. Sport, parliamo di sport e di Udinese. Nel campionato 97-98 con Bir Poggi Amoroso, come si classificò? Primo posto, sesto posto, quinto posto, terzo posto. Vedi che i ragazzi di Manzano se lo ricordano. Terzo. Vabbè, seguite l'Udinese voi. Abbiamo portato lo sportivo, il tifoso bianco-nero. D'eccellenza Sì, qua. sì. Con la cravatta, proprio l'eleganza nello sport, no? Giusto? Quindi si ricordava bene. Invece voi? Io speravo nei suggerimenti dei maschi, ma... Ma non si ricordano, perché vanno un po' così. Mica tutti si ricordano. Invece lui evidentemente proprio era a vedere la partita. Anche a vedere la partita. Eccola. Era anche a vedere la partita, perfetto. Allora andiamo avanti, invece andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, i prossimi quiz. Parliamo della Dunata degli Alpini, dall'11 al 14 maggio si svolgerà la Dunata, che edizione sarà? La 66, la 94, la 186? Che numero è? La 94. Bravi! Chi se lo ricordava qui? Moira, te lo ricordavi tu? L'ho buttata a caso. Hai buttata a caso. A caso? L'hai buttata a caso? Anche tu l'avresti buttata a caso? No, stavamo ancora ragionando in realtà. Voi eravate ancora lì? No, ho Proprio- detto vado perché capivo che non c'era, che non si sapeva, allora ho detto provo. Fortunata. Fortunata, brava. Ci vuole anche un po' di fortuna, eh? Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Cultura. Nel canto sacro Ave o Vergine o Saludi, Maria è definita più bella di che cosa? Dell'alba, del tramonto, della luna, del sole. Cazzo. Scusa. Sì. Adesso me la cantate. Adesso la intonate tutti insieme. No. Serena neanche? C'è robe? Non me la canti? Sì. Oh no, io chiantacchiale, le No, mie però ci racconti qualcosa, no? Che in Sì, riferimento al o canto. questi dius che non coventi jessi glese oz per cognossi che se chiancion, perché
si conosce a bonde anche se non si è massa religiosa, il test dalla poesia di Giovanni Battista Gallerio, biel che invece la canzone dopo è stata musicata di Luigi Garzoni di Adornan e appunto a Vergine non saluti del Tucut Caldis, la tierce strofe, biele l'albe mattutine, biele un agnul dal Signor, ma vo Vergine divine o se sbiele più di loro. Secondo me se tu metti il microfono loro dalla Val di Chiaroia alla Chianti, sì. Anche no, Anche no, anche no, è meglio di no perché forse non sono così intonate. Invece chiedo alla mia regia se è possibile andare a verificare il punteggio attuale delle proloco, considerando appunto anche le parole e il proverbio. Manzano è in vantaggio 34, Val di Caroio 28, sono pochi i punti di distacco. Allora andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo quiz. Legata al personaggio nato nel 1799 sotto il segno del Sagittario, uomo di chiesa, insegnante, morto il 4 gennaio. Chi è? Daniele Manin, Jacopo Pirona, non è Hermes di Coloredo o forse è Pietro Zorutti? Quindi c'è ancora questa possibilità, Manin, Pirona, Zorutti. Ed è Jacopo Pirona, bravi. Siamo pronti a lanciare il prossimo proverbio, però allora com'era la situazione? Che eravate in vantaggio voi prima, sì. adesso però dobbiamo vedere. Chiedo alla regia di farci vedere in questo momento com'è la situazione del nostro proloco dopo aver dato la risposta. Ecco, quindi è in vantaggio Val di Caroio con 36 perché sapete che il quiz dedicato alla sorpresa e alla cultura valgono di più, sono 20 punti e chi risponde prima ha 20 punti in totale, poi vengono scalati a seconda delle tempistiche in cui rispondete. Quindi loro sono in vantaggio, quindi di conseguenza toccherà a voi dare per primi la risposta al proverbio che vediamo ora in grafica e ci leggerà la nostra Serena. Vediamo il secondo proverbio in friulano di questa sera. Clap che si muove non fa muscoli. Stanno già pensando. Ti diamo un po' di tempo per ragionare con gli altri? Sì. Meglio, preferiresti? Direi di sì. Ecco, quindi ricordiamo che Manzano avrà la possibilità di rispondere per prima, ma anche Moira con tutti gli altri componenti della squadra ci pensano perché se dovesse sbagliare Davis vi daremo la parola. Quindi piccola pausa per la pubblicità, poi ritorniamo in diretta con Lo Sapevo, proverbi, parole, parleremo anche delle iniziative del Proloco. Tra poco. Siamo tornati con Lo Sapevo, ci siamo lasciati con un proverbio e Davis, ma anche Moira con la sua squadra hanno pensato tantissimo durante la pubblicità, se vi siete confrontati, adesso siamo curiosi di capire qual è la risposta, ma prima andiamo a rivedere il proverbio in grafica con la nostra Serena. Clap che si muove non fa muscoli. Cala anche un sproc per Tacabellan di Zares. Sì, allora abbiamo ragionato un attimino, eravamo abbastanza quasi sicuri della risposta, nel senso una persona che non prende nessuna decisione, non otterrà risultati poi alla fine, il non fare azioni non porta poi alla fine al raggiungimento di un risultato. E dunque l'invita lei? Fa. Faccio. In generale? Fa, in generale, tipo io invece di sta ferma i tacchi a cori che così smaltisca i 4 kg in più, no? Lei è un'invita adulta. Allora vengo a correre con te. Allora andiamo insieme. E intanto con 5 punti conquistati dalla prologo di Manzano a questo punto. Sui proverbi, bravi. Moira, avresti dato questa risposta anche tu? Sì, me l'aveva suggerita, sì. Ecco, allora, adesso arriviamo a un altro momento, quello del gioco in friulano, e quindi a questo punto io partirei con voi. Mandiamo la sigla o basta una volta? Andiamo.
Tra due lingue ci sono due buste, quindi Moira scegli tu. 4. La 4. Preferiresti dall'italiano No, è sulla... uguale, secondo me. Uguale. Difficoltà c'è sempre. La difficoltà c'è sempre, anche perché se poi trovi la parola Esatto, che non sai, che non ti tu blocchi lì. Dal friulano all'italiano, qui sono paesi, frazioni, Toponomastiche, località, esatto. località. Provin. a Viodi, si dice così. Allora, partiamo dalla prima, dal friulano all'italiano. La prima è Clout. Clauzetto? Clout. Clout? Ah, Ciassà. Cassacco. Clauset. Clauzetto? Chiadrematch. Mai stata io. Chiadrematch. Cadermazzo? No, Quasi. Clout. Clout? Chiassà. Cassacco? Clauset. Clauzetto? Chiadrematch. Cadermazzo? Non è corretto, Ok. Clout. Clout? Ciassà. Cassacco? Clauset. Clauzetto? Chiadrematch. Cadremazza? No, non è. Clout? Clout. Clout? Ciassà. Cassacco? Clauset. E Clauzetto? Ciadrematch. O Chiadrematch. Ciadrematch. No, è finito. Tempo scaduto. Mamma. È Cadramazzo. Cadramazzo? Mai sentito? Non so No, dove dov'è? sia. Ce lo dirà Serena, dov'è? Non La lo so. resti dalle bandis di... Dopo uso il dis. Sì, grazie. Ciauria, poi c'era Caporiacco, Ciupicce, Zompicchia, Quarnap, Cornappo, Ciuian, Giuliano, Cisterne, Cistierne. e Ciarpat, Carpacco. Ecco, Difficili, questi erano eh? difficili. Difficili. 3, no? Cosa Dina? No, Dina col forse ha detto che microfono. Cadarmazzo. Un paese Stiarniel, no, Ah, è colpa sua, tutta da basso. No, perché sono tutte con la C. Beh, Clout, il prim, a vonda in adalto. Sì, però ti frega, no? Beh, sì, certo, perché certo. pensavo chissà cosa. 3 parole su 10 conquistate Va bene, dalla sì, squadra di Moira. Adesso sono pronta con la 3 per voi, cari ragazzi di Manzano, dall'italiano al friulano, quindi sarò io a dirle in italiano questi paesi, queste frazioni, e tu in friulano. Va bene. Partiamo dalla prima, che è Clauiano. Clauian. Cavalicco. Chiavalè. Sì. Cividale. Cividat. Canussio. Chianussi. No. Clauiano. Clauian. Cavalicco. Cavalè. Cividale. Cividat. Canussio. Canus. No. Clauiano. Clauian. Cavalicco. Cavalec. Cividale. Cividat. Canussio. Chianus. Sì. Camporosso. Chiampros. Sì. No. Clauiano. Clauian. Cavalicco. Chiavalec. Cividale. Cividat. Canussio. Chianus. Camporosso. Chiampros. No. Clauiano. Clauian. Cavalicco. Chiavalec. Cividale. Cividat. Canussio. Chianus. Camporosso. Finito, era Chiamparos. Chiamparos, ricordin che odoprin le denominazioni ufficiali riconosciute della regione. Chiamparos. Coie, Cuie, Chiavris, Ciavris, Campomolle, Ciamuel, Chiamuel. Colgallo, Congial e Capo di Sopra, Ciadisore. Sì. Questi erano i paesi, insomma, un po' difficili effettivamente. questi sì. Quindi 4 su 10, anche per voi, insomma, è andata così. Ma anche l'altra volta avevamo quei paesi un po' difficoltà. Adesso riprendiamo il viso di Dina, così bello, con questi belli occhioni. A me piace tanto il tuo viso, te lo dico sempre. Grazie. Adesso quindi riprendiamo Dina, Lui no, non lei è me lo Moira. dice mai però. Ma lo dico io, mi ha dato la delega per dirtelo. Ah, grazie. Perché
perché dobbiamo parlare di tutte quelle che sono iniziative già svolte, quelle che pensate di organizzare con la vostra Proloco. Abbiamo un po' di foto in archivio vostre, no? Perché sono tante, avete appena terminato un rito, no? Qualcosa che femenate che voi ci tenete sempre, ma vedo anche altre foto, prova a raccontarmele tu. Iniziamo un po' da novembre, dove per la prima volta abbiamo fatto la giornata contro la violenza alle donne, e devo dire che è stata una cosa molto importante e emozionantissima, fatta in due tempi: al mattino con i bambini della scuola media, dove dalle foto si vede hanno fatto delle odi, diciamo, alle donne, e poi la sera insieme a una psicoterapeuta e a una dottoressa che si occupa appunto del centro contro la violenza alle donne dell'Alta Carnia, è stata fatta una conferenza all'esterno che comunque è stata interessantissima, anche per far conoscere che esiste questo luogo dove le donne, gli uomini, che non è solo quando c'è una violenza, certo, ecco, dove ci si può rivolgere. E poi, ho visto immagini di Babbo Natale, alcune poi iniziative abbiamo, c'è stato naturalmente il teatro con Babbo Natale, dove è stato fatto nella nostra bellissima Villa Calice. Poi è arrivato Babbo Natale sia alla scuola materna sia per le scuole elementari, dove abbiamo fatto la manifestazione in piazza, dove avevamo questa meravigliosa piazza tutta colorata, piena di bambini e anche di grandi. Insomma, è andato benissimo, ho fatto una bella cosa. Poi, poi devo dire che la Proloco quest'anno, Proloco Val d'Incarroio, si è recata a Roma, dove c'era il 60° della fondazione dell'Umpli, e noi c'eravamo. Sì, ti ho visto Abbiamo in foto, fatto 2 giornate interessanti, e comunque c'eravamo anche noi. Bravi. Ecco, bene. Poi appunto siamo arrivati alla nostra Femenata, una delle feste più belle, diciamo fondata quando, iniziata quando, dai tempi che furono, non ci si ricorda neanche, da sempre, da quando è nato Paolaro c'è la Femenata. È andato tutto bene. Bene, insomma, abbiamo ripreso, diciamo, un po' le attività, la normalità rispetto ai 2 anni precedenti, che non si poteva fare nulla. Adesso stiamo un po' vedendo di organizzare per il Carnevale, che facciamo la sfilata con poi la festa che termina insieme a tutti i carri, gruppi, a chi vuol partecipare, sempre l'ultima domenica di Carnevale. Ecco, giusto. Ecco, poi piano piano, insomma, adesso ci si riorganizza per rivedere ci si vede appunto per Carnevale, poi naturalmente ci sarà la festa di primavera, e poi iniziamo piano piano a organizzare anche quello che sarà per la stagione estiva. Ma in quanti siete in Proloco voi, in totale? Come gruppo direttivo? Poi in genere sì, come gruppo direttivo, ma poi ci sono anche tanti volontari, immagino che... Sì, come gruppo direttivo sono vicepresidente 7-8. Circa una decina, mettiamola così. Con chi collabora attivamente, come posso essere io, la Mavi, il Sandro, loro, ecco, siamo delle persone che in base alle competenze si dà una mano alla Proloco. Poi ci sono anche altre persone, Michele, Andrea, e adesso non sto a nominare tutti perché altrimenti poi mi dimentico qualcuno e poi mi dicono ecco, bravi, hai fatto così. Io vi faccio un applauso, bravissimi. Grazie. Bravi, perché insomma per portare avanti tutte le manifestazioni ci vogliono tante persone. Avete detto tutto? Hai detto tutto, bene.
Anche a Manzano voi siete freschi, no? Come Proloco, quindi Davis, voi siete partiti, anche voi con qualche iniziativa, abbiamo delle foto e anche voi programmerete adesso le prossime iniziative, immagino. Allora, tutte le prossime iniziative sono ancora in fase di programmazione, comunque saranno molto probabilmente sullo stampo di quelle del 2022, quindi faremo il Carnevale, faremo sicuramente San Giuseppe in Abbazia, probabilmente saremo presenti a Sapori Proloco, se verrà fatto se si farà, tutto, che ancora non è chiaro. Vedo qualche presepe che avete allestito per Natale. Abbiamo terminato ieri l'ultimo Pignarul e qui abbiamo la banda che ha festeggiato il centenario quest'anno e è stato un anno di ripartenza, noi lo chiamiamo, perché appunto abbiamo fondato un direttivo composto da tantissimi ragazzi e assieme anche insomma persone diciamo più di esperienza, perché oggettivamente servono anche quelle, e diciamo questo ci ha permesso di comunque organizzare, pensare anche magari a delle feste tipo Settembre a Manzano, che è stata una festa diciamo molto 2022, nel senso abbiamo portato tanti eventi diciamo attuali. Questo ci ha permesso di fare più di 1000 presenze a sera, che è stato un record veramente non da poco per noi, visti insomma le edizioni precedenti, prima del Covid ovviamente. Perché la gente ha più voglia adesso di uscire. Sì, sicuramente, sicuramente, infatti siamo stati veramente molto contenti. Nel 2023 l'idea è quella comunque di prendere un po' quelli che sono state anche le pecche che ci sono state durante il 2022 e cercare di migliorarle per portare insomma eventi sempre più che si avvicinano perlomeno, non dico alla perfezione perché è una parola un po' esagerata, ma di maggiore interesse esatto, diciamo, no? Alla comunità. Sì. Ecco, qui siete presenti a Sapori Proloco, dico non è ancora chiaro se si farà o meno, perché quest'anno c'è anche la donata degli alpini in contemporanea e quindi mette un po', oltre ad esserci per la partenza di diversi concerti anche a Villa Manin, e quindi ancora bisogna capire se ci sarà o meno, perché questa è la festa delle Proloco o verrà spostata la data o purtroppo non si farà. Adesso insomma saranno in questi giorni secondo me verrà chiarito anche questo. Per quanto riguarda le vostre altre iniziative, ne avete altre? Arriva in aiuto? Abbiamo purtroppo avuto una mancanza, una perdita, che è stato Walter Peruzzi, il fondatore della nostra Proloco, che è venuto a mancare il mese scorso, quindi diciamo comunque ci tenevamo a dire questa cosa, insomma. Noi facciamo un applauso e siamo vicini alla famiglia. Voi in quanti siete in Proloco? Siete, dicevo, freschi perché siete appena, insomma, appena nati, no? Il consiglio direttivo è composto da 15 persone più o meno, però abbiamo più di 100 soci che collaborano con noi, più tutti i ragazzi, collaboratori esterni, quindi insomma siamo un bel gruppo. Bello, questo è bello, davvero. Complimenti anche a voi. Ora dobbiamo scoprire chi va avanti e chi affronterà Buia ai quarti di finale. Quindi io chiedo alla regia, c'è un vincitore o dobbiamo utilizzare le domande spareggio? C'è, mi ha detto che c'è, Giandomenico Ricci, quindi andiamo a vedere chi ha vinto questa puntata e quindi chi va ai quarti di finale ad affrontare Buia. Manzano con 43 punti vince. Increduli anche loro, non se lo aspettavano. Inaspettato, completamente, siamo rimasti malissimo tutti. Avevate già detto bombon, andiamo a casa, è finita siamo rimasti male. Beh, ma sarete contenti o no? Sì, no, certo. Altrimenti cambiamo. Un'ora che realizziamo, un momentino. Io ringrazio Dina, Moira, tutto il vostro gruppo, davvero bravi per tutto quello che fate, complimenti, ci vediamo da voi, ma ci vediamo magari anche il prossimo anno per una nuova puntata, nuove puntate con voi, ci fa davvero tanto piacere, grazie per essere stati con noi, grazie a Serena, caro Davis, voi dovete studiare tutto su Buia perché parte il gioco dell'avversario nella prossima fase del gioco, quindi voi sapete già di affrontare Buia, quindi studiate tutto su Buia e i ragazzi di Buia studieranno tutto su Manzano, ok? Ottimo. Bene, ringrazio la regia, Giandomenico Ricci, Paolo Bassi, Chiara Miscoria, grazie davvero ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata. Serena, un bacione virtuale, un bacione anche a voi telespettatori, grazie, ciao.